Direttore Paolo Stefan, direttore, buongiorno, Solidarietà Veneto, questo nuovo video, come sta direttore? Ma insomma, un po' stanchi, ma dai, resistiamo. L'anno sta per finire, quindi bisogna resistere. L'aspettavo vestito da Babbo Natale, però almeno la cravatta rossa se l'è messa. Quello Eh, è di buon auspicio, ci abbiamo verso il Natale e da buone notizie per i nostri, diciamo così, ascoltatori e per quanti sono iscritti a Solidarietà Veneto o avrebbero in animo di farlo. Ci dica un pochettino come, come sono andate le cose, i mercati finanziari, se ne parla molto chiaramente in questo periodo, in tanti si chiedono come si sono mossi, come si muoveranno. Voi come Solidarietà Veneto, come giudicate? Come è stato questo? Credo i dati siano relativi al mese di novembre, visto che siamo a metà dicembre. sì, sì, assolutamente. Il mese di novembre è stato sorprendente, dobbiamo dire, sorprendente in senso positivo, perché ci eravamo lasciati a ottobre con degli ottimi numeri, direi, soprattutto per quanto riguarda il comparto dinamico, nell'ordine del 7% come rendimento su base annua. E nel mese di novembre abbiamo assistito a una frenata abbastanza vistosa dei mercati finanziari, dei mercati azionari soprattutto, e temevamo degli impatti sui comparti maggiormente dedicati agli iscritti più giovani, come il nostro comparto dinamico. In realtà questo effetto è stato del tutto neutralizzato, assolutamente del tutto neutralizzato da parte della gestione, dei gestori finanziari, per tutta una serie di motivi concatenati che ancora una volta hanno dimostrato in un mese non certamente eccezionale la capacità, diremo oggi, la resilienza, visto che è un termine che Resilienza. bisogna assolutamente usare perché è di moda, la resilienza dei comparti di Solidarietà Veneto nei momenti un po' più complicati. Quindi che cosa è successo? Beh, da un certo punto di vista quest'anno siamo piuttosto soddisfatti della capacità dei gestori, anzitutto, di sovraperformare il benchmark. Che cos'è il benchmark? Mm. Ogni gestore che viene ingaggiato, che viene incaricato di gestire una parte del portafoglio del fondo, si misura nella sua capacità di fare meglio del mercato nel suo complesso in cui è chiamato a investire. E su questo parametro poi quel gestore sarà valutato anche alla fine del contratto per capire se andare a rinnovo banalmente oppure, se si rimane insoddisfatti, se cambiare e andare a gara nuovamente. Beh, diciamo che quest'anno la maggior parte dei gestori si sta ben comportando. Qualcheduno aveva trovato difficoltà nei primi mesi dell'anno, soprattutto febbraio e marzo, perché a fronte di una forte rotazione di mercato qualche volta era stato spiazzato, ma in questa fase, soprattutto a novembre, c'è stato un buon recupero. Quindi uno dei motivi per cui i valori quota di Solidarietà Veneto sono cresciuti anche nel mese di novembre, adesso qua non voglio dare dati in anteprima magari, ma nei prossimi giorni li potranno vedere nel nostro sito o anche nella nostra pagina Facebook gli ascoltatori naturalmente. Comunque si sale ancora un po' rispetto a novembre grazie a questo aspetto, non solo a questo, grazie anche al tema della diversificazione. Quindi il fatto di avere il portafoglio, sia per la parte obbligazionaria che azionaria, molto ben diversificato a livello mondiale, ha sicuramente contribuito a non far scendere i rendimenti. La parte obbligazionaria in particolare in questo mese si è ben comportata ed ecco quindi che contrariamente a quello che magari ti avrei detto o avrei detto agli ascoltatori una quindicina di giorni fa, conti alla mano, possiamo sicuramente mettere a segno un altro mese buono. Ecco, un altro punto di forza è il buon andamento degli asset alternativi, quindi per quanto poco pesanti complessivamente nel portafoglio del fondo, anche gli investimenti nei mini bond, cioè nei bond emessi dalle Sì. aziende non quotate che pesano nei portafogli del fondo circa 60 milioni di euro e nella parte di private equity, hanno contribuito a rintuzzare, a ridurre gli effetti di questo momento negativo. Ora lo sguardo va in avanti, va anzitutto al mese di dicembre, perché in questo mese poi si vanno a chiudere le performance dell'anno, quelle che rimarranno nel bilancio, nelle statistiche, ok? Le performance non si fanno a cavallo d'anno, però rimangono segnate sempre su base anno. Se non succedono finimondi, sicuramente andremo a chiudere un altro anno positivo, quindi sicuramente bene per quanto riguarda i nostri iscritti, gli associati del fondo.
Davanti a noi la prospettiva. La prospettiva è tutt'altro che semplice invece, perché da un lato abbiamo i bassi rendimenti dei titoli di Stato che rendono i comparti dedicati ai pensionandi, quindi come il comparto garantito, soprattutto quindi i comparti che investono in titoli obbligazionari o titoli di Stato a breve, brevissimo termine, hanno delle aspettative di rendimento molto molto contenute. Il fondo pensione, peraltro, avendo diversamente da altri prodotti finanziari un orizzonte temporale lunghissimo, può permettersi di investire anche con pazienza, acquisendo volatilità, portando a casa rendimenti grazie all'investimento, per così dire, in liquido. Quindi diciamo chi affronta questo tipo di risparmio guarda con meno patemi d'animo lo scenario nel breve periodo, uno scenario che potrebbe anche, tra l'altro, diventare più complicato per l'effetto dell'inflazione. L'inflazione significa che il tuo risparmio è eroso in termini di potere d'acquisto e quindi non è detto che i tassi di interesse e i rendimenti siano sufficienti a colmare la perdita di potere d'acquisto determinata dall'inflazione. Quindi se l'inflazione permane e si confermerà anche nel 2022, è chiaro che chi investe con il fiato corto del breve periodo probabilmente non avrà grandi soddisfazioni. Questo così è un messaggio che mi sento di dare un po' a tutti i risparmiatori, non tanto per il fondo pensione. Certo, il fondo pensione nel breve si va male a giudicarlo, no? Il giudizio lo dai più che altro sull'andamento di un decennio o più, quindi se andiamo a vedere il decennio passato sicuramente i risultati sono estremamente soddisfacenti anche nel confronto con l'inflazione, però come non guardavamo prima il passato, un passato così positivo, diventerebbe ugualmente distorsivo guardare un singolo anno nel quale magari i rendimenti non sono competitivi rispetto all'inflazione. Nel complesso crediamo comunque che uno strumento come il fondo, fatto di lungo termine, di capacità di diversificare e soprattutto di costi bassi ottenuti attraverso il negoziato, il confronto nella selezione dei partner finanziari, costituisca oggi una forma di risparmio preziosissima alla quale forse è il caso di non rinunciare, insomma, ecco, data anche la carestia che viene dalle forme di risparmio più tradizionali. Assolutamente, quindi la prudenza mi sembra, no? Stare ad aspettare quello che è stato fatto chiaramente in maniera positiva. Voi di Solidarietà Veneto avete investito bene e lo dimostrano i fatti, non lo dico io, e quelli che sono i soldi dei nostri risparmiatori, cioè scegliere anche società giuste. Stefano, solo una piccola riflessione, di qualche giorno fa la notizia che il fondo sovrano norvegese ha tagliato dai propri investimenti delle società non propriamente ESG, cioè che non rispettano la sostenibilità. Ecco, mi viene in mente l'investimento del buon padre di famiglia. Anche voi investite o date appunto alle società che investono per voi i soldi dei noi risparmiatori verso appunto quelle che sono le opportunità migliori del mercato, e in questo senso anche la sostenibilità, non dimentichiamolo, è uno degli obiettivi del PNRR. Voi lo avete dimostrato anche investendo molto e anche in futuro su questo aspetto e su queste aziende, quindi una strada che bisogna proseguire? Una strada che siamo chiamati più che altro a intraprendere e a percorrere senza indugio, sia per questioni di capacità di interpretare un cambiamento in corso, e chi non sta sopra il cambiamento viene tagliato fuori dal cambiamento stesso, sia anche perché il policy maker, l'Europa, chiama tutti gli investitori istituzionali, quindi i fondi pensione, non solo italiani chiaramente, a esplicitare nella documentazione ufficiale il fatto di tenere in considerazione nella gestione del risparmio anche i rischi di carattere legati alla sostenibilità dei business nei quali si va a investire. Quindi diciamo, ce lo chiede il buon senso, ce lo chiede anche la normativa e noi lo stiamo facendo. Certo che è una questione estremamente complicata, perché investire secondo il criterio della sostenibilità in chiave ambientale, sociale e di governance potrebbe voler dire magari selezionare un'azienda che rispetta maggiormente i diritti dei lavoratori rispetto ad un'altra, ma magari dal punto di vista strettamente economico e di bilancio di un'azienda potrebbe presentare numeri più interessanti l'azienda che invece ha tagliato i costi che erano collegati alla gestione di uno stabilimento
nel quale c'era un forte rispetto delle risorse umane, del personale, e magari ha delocalizzato in un paese in cui il costo del lavoro era più basso, facendo margine. E quindi, Claudio, dove investiresti te? Dove me lo dico? Adesso stiamo aspettando una commissione europea ad hoc con dei parametri fissi, no? Per andare a definire questo. Quindi finalmente ci sarà anche un po' più chiarezza, perché come ha detto lei, le variabili sono molte, diciamo così. Stiamo a vedere e speriamo chiaramente a breve. Sì, si è costretto a fare, voglio dire, proclami e slogan, no? E di farsi belli anche con tutti questi argomenti. Ma qui Sono si va tante le aziende greenwash, purtroppo, no? Si chiamano così, hanno già definite. sì. Si va a parlare di sostanza, di aziende, di investimenti, di costo del lavoro, quindi di temi estremamente concreti con cui ciascun investitore si deve per forza di cose confrontare. Ben vengano le regole dell'Unione Europea, ecco. Senta Stefano, abbiamo parlato di aziende sane, di aziende performanti, purtroppo ci sono anche numerosi casi di crisi aziendali, anche in Veneto, numerose aziende, medio-grandi, chi ha delocalizzato, chi ha deciso dei tagli del personale. Allora, noi l'abbiamo detto, un sottoscrittore del Fondo Pensione Solidarietà Veneto, nel caso malaugurato dovesse esserci il licenziamento, può logicamente sospendere il versamento, però ci si può trovare anche in difficoltà economica a causa di questi licenziamenti, speriamo di no, oppure delle crisi, varie casse integrazioni, mobilità e quant'altro. Allora, in questo caso, io, risparmiatore, se sono dipendente di una società in crisi e dovessi aver bisogno di qualcosa, Solidarietà Veneto può garantirmi una sorta di, tra virgolette, paracadute? Adesso non so, uso un termine anche molto molto semplice, ma per far capire, insomma. Sì, no, il termine lo trovo anche abbastanza intuitivo. È così, il fondo pensione diventa una sorta di paracadute proprio che si può utilizzare a protezione di situazioni come quella che tu hai descritto. Senza far nomi, diverse province del Veneto stanno attraversando proprio in questi mesi appunto crisi aziendali, ma anche per aziende di grandi dimensioni. Talvolta sono coinvolte in queste situazioni persone che magari hanno anche un'età non proprio facile dal punto di vista del ricollocamento professionale, e qui si potrebbe aprire una vastissima discussione sul fatto del perché e per come si arriva a queste situazioni, ma non è questo diciamo il contesto giusto. Sappiamo anche oggi, ecco guarda, oggi ho incontrato una persona che proprio mi chiedeva cosa succede se mi lasciano a casa. Allora, diciamo, abbiamo dato la rassicurazione intanto sul fatto che nel caso in cui si riesca a trovare una nuova occupazione è possibile mantenere il fondo pensione proseguendo con il versamento una volta ripreso e quindi mantenendo l'anzianità, i vantaggi fiscali e quant'altro. Tuttavia sappiamo che se questo non dovesse essere possibile e per quel lavoratore ci dovesse essere bisogno di liquidità, il fondo pensione, al fondo pensione può essere richiesta tutta una serie di prestazioni che vanno dalla più drastica, il riscatto immediato alla cessazione del rapporto di lavoro. Si rientra in possesso di tutto il capitale versato più i rendimenti con una tassazione che non è agevolata ma è sostanzialmente analoga a quella che si avrebbe avuto tenendo il TFR in azienda, quindi in caso di bisogno fiscalmente comunque non ci si fa del male, diciamo. Certo. Noi suggeriamo peraltro in questi casi di contattare i nostri colleghi sul territorio per provare a verificare quale possa essere appunto la strategia di uscita più intelligente dal punto di vista dell'anzianità contributiva e anche della fiscalità, perché per esempio si può anche accedere al cosiddetto riscatto immediato parziale, quindi il fondo va a erogare il 75% nel nostro caso del montante complessivo, certo senza la tassazione agevolata, ma se c'è una situazione di bisogno si può andare anche in questa direzione, però si tiene dentro un piede nel fondo pensione con il 25% residuo e nel caso si trovasse un altro lavoro si può proseguire nell'anzianità. Ricordo che molto spesso, tra l'altro, in queste situazioni possono subentrare talvolta il fenomeno dei mancati versamenti, delle omissioni contributive, e quindi è veramente opportuno che i lavoratori che hanno una crisi aziendale si sentano con i nostri colleghi, molto spesso anche vengono chiamati nelle aziende stesse per fare degli incontri collettivi in cui si spiegano quali sono le possibilità, anche per tutelare al meglio i lavoratori stessi dal punto di vista dei mancati versamenti. Diciamo che forse ecco, lo strumento che più spesso in passato è stato utilizzato dal lavoratore che si trovava a perdere il lavoro come ammortizzatore è il riscatto parziale
del 50% della posizione dopo 12 mesi, oppure anche nel caso di accesso a procedure di licenziamento collettivo anche immediatamente. Quindi, ipotesi, se tu hai 50.000 euro e vai in ASPI a seguito di licenziamento collettivo, puoi accedere a metà del tuo montante, 25.000 euro immediatamente da questo punto di vista, e anche con la tassazione agevolata, questa volta del 15 o meno per cento, quindi dal punto di vista fiscale la situazione è sicuramente positiva. Vorrei spendere anche una parola dall'altro lato. Sì, è vero, ci sono aziende che sono in difficoltà, ma al tempo stesso troviamo nei vari territori molta richiesta di lavoro, molta richiesta di lavoro. Probabilmente c'è un mismatching tra domanda e offerta, e quindi sì, qualche volta a tutelare queste situazioni entrano in gioco gli ammortizzatori sociali, ma ci sono anche possibilità, tant'è vero che noi registriamo nel momento in cui magari sì, ci sono aziende in difficoltà, anche tante assunzioni, tante nuove assunzioni, tanto confronto tra le aziende per qualche volta prendersi i più bravi, ecco, in qualche situazione, e anche tante nuove adesioni al fondo, insomma. Quindi guardiamo anche il bicchiere mezzo pieno per quanto possibile. Certo. Direttore, una cosa, per tornare al fatto della cessazione temporanea dei versamenti, esiste un termine massimo? Cioè io dico, ok, da oggi purtroppo, caro direttore, non posso più versare. Per 1 anno, 2 anni, 3 anni, devo comunicarlo subito, oppure dico intanto non verso e fin quando la mia situazione si rimetterà a posto, spero il prima possibile, ma non posso saperlo adesso. No, dal nostro punto di vista non c'è, cioè, il fondo è abbastanza, come dire, libero nella gestione. Immaginiamoci che un lavoratore cessi il rapporto di lavoro per un motivo o per un altro, l'azienda comunicherà al fondo la data da cui non perverranno più i versamenti, ecco, qui verrebbe da fare una raccomandazione alle aziende, quella sempre di comunicare con tempestività, altrimenti per noi il lavoratore magari è in forza e dunque se non arrivano i versamenti andiamo a fare il sollecito a fronte di un'omissione contributiva, quindi va comunicata la cessazione da parte dell'azienda, da quel momento lì in poi il lavoratore può, tra virgolette, giocarsi le sue possibilità, nessuno andrà a chiedere a quel lavoratore fare una spinta per ricevere dei versamenti, perché questo non è un prodotto privato, diciamo, e quindi c'è la massima libertà da questo punto di vista. Quando questo lavoratore dovesse trovare una nuova occupazione, andrà a compilare il modulo cosiddetto di cambio azienda, attraverso anche le procedure telematiche, e riattiverà la contribuzione a seconda del contratto di lavoro applicato. Quindi nessun obbligo, solo opportunità. Addirittura qualche volta capita che qualcuno attivi perfino i versamenti volontari nei periodi di stacco dal rapporto di lavoro, magari perché aveva dei risparmi giacenti, così. Ha un po' anticipato l'ultima domanda che volevo farle, perché abbiamo ancora un paio di minuti, direttore. Versamenti volontari. Allora, ci sono tanti soldi dei nostri risparmiatori, le famiglie li hanno lasciati in stand-by nei loro conto correnti, in molti casi, vista l'incertezza finanziaria, ora ci sembra ci sia maggiore fiducia. I risultati di Solidarietà Veneto, come ci ha detto lei, sono andati bene. Se io volessi domani investire una tot cifra come versamento volontario, adesso, entro fine anno, posso farlo? Se sì, posso anche usufruire del risparmio fiscale oppure no? Sì, assolutamente sì, direi anzi che è proprio il tema di queste settimane. Novembre già si è visto il consueto incremento dei versamenti volontari, ma riteniamo che il picco possa essere toccato come al solito tra dicembre e gennaio. Mi sento proprio di suggerire da questo punto di vista a tutti gli ascoltatori un metodo. Lo colgo come spunto da qualche mio collega che raccomanda con veemenza molto spesso ai colleghi delle varie aziende, agli associati, se possibile di scegliere di versare, in accordo naturalmente con l'azienda, per il tramite della busta paga, perché versando per il tramite della busta paga si va a ridurre il cosiddetto reddito complessivo che viene utilizzato anche per il calcolo dell'ISEE, e quindi adesso molto importante anche in ragione del famoso assegno unico che dal prossimo anno andrà così ad accorpare diverse fattispecie come gli assegni familiari, di strumenti di tutela del reddito. Quindi se dovete scegliere e se l'azienda lo consente, il consiglio è il versamento volontario, meglio farlo dalla busta paga. C'è qualcuno che dice, devi versare 1.300 euro, versa la tredicesima e poi usi per mangiare i soldi che ti sono rimasti sul conto corrente non avendo versato quelli, perché dal punto di vista non tanto fiscale, non tanto dell'IRPEF, ma degli effetti collaterali positivi legati al calcolo
dell'ISEE e quindi del reddito complessivo, sicuramente il percorso del versamento per il tramite della busta paga è preferibile. Adesso con questo non voglio far impazzire tutti gli uffici del personale dell'amministrazione delle varie aziende, naturalmente, ma vediamo anche noi qui che è la strada che va per la maggiore, che comporta anche meno carta, se vogliamo anche. Il versamento poi fisicamente viene fatto nel mese di gennaio, ma resta di competenza dell'anno 2021. Direttore, io la ringrazio molto, anzi invito i nostri ascoltatori e chi ci segue anche logicamente in video, volendo interagire, vedete ci sono tutte le modalità sotto questo video per poter avere il piacere magari di formulare qualche domanda a lei. Direttore, abbiamo soltanto qualche minuto. Io devo dire che non si è vestito a Babbo Natale, ma sono contento perché ci ha dato delle buone notizie e penso che questo è un bel regalo per i sottoscrittori di Solidarietà Veneto e comunque per i nostri risparmiatori in generale, nella speranza il prossimo anno che lei ci possa dare delle notizie ancora migliori. Direttore, io auguro delle buone feste a lei, a tutto lo staff di Solidarietà Veneto e credo che lei voglia fare anche lei gli auguri a chi ci sta seguendo con questo video. Sì, intanto prometto che non mi vestirò da Babbo Natale né ora né mai, almeno qui nell'ambito di Solidarietà Veneto, anche perché come sai io faccio il tifo per San Nicolò che passa dalle mie parti Ecco. con prevalenza, diciamo. E io per Santa Lucia perché a Roma c'era quello. Appunto. Detto questo, quello che mi sento di dire è che non siamo quelli dei regali qui a Solidarietà Veneto, siamo quelli che comunque cercano di mettere a disposizione la loro buona volontà e la loro professionalità. In questo senso mi sento di, anche a nome di tutti i colleghi, ringraziare quanti ci ascoltano e quanti collaborano con noi nell'ambito delle aziende, del sindacato, degli studi professionali. Tutti quanti si fa in fondo un mestiere in collaborazione con davanti un obiettivo, il benessere delle future generazioni. Quindi insomma questo ci stimola veramente a non avere gli occhi che guardano al passato, ma a essere assolutamente orientati al futuro. Del resto, come si dice, è lì che dobbiamo passare il resto della nostra vita, no? Quindi buon Natale a tutti, buon anno, anzi buon termine, buon anno ce lo facciamo più avanti, esatto. E buona previdenza complementare. Grazie direttore, a risentirci, arrivederci nel 2022. Grazie a tutti per il gentile ascolto. Grazie. Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell'adesione leggere la parte e le informazioni chiave per l'aderente e l'appendice informativa sulla sostenibilità della nota informativa.